Euroregione.news. Dire donna è dire danno, dal verbo dare. L'8 marzo, uno dei più importanti eventi in Friuli Venezia Giulia, è stata su iniziativa delle donne iscritte all'AFDS, Associazione Friulana Donatori di Sangue. Le donatrici si sono trovate nei centri dove era possibile donare, tra cui l'ospedale di Latisana, in cui c'erano tutte le donne della sezione litoranea occidentale, da Rivignano Teori in giù, compresa la vice sindaco reggente Vanessa Vello. Ci troviamo nel centro trasfusionale dell'ospedale di Latisana e per un motivo molto importante. Un'iniziativa bellissima organizzata congiuntamente da diverse sezioni dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue, una donazione di gruppo al femminile. Ecco, allora le sezioni coinvolte sono la sezione della FDS di Rivignano, quella di Teor, quella di Varmo e anche una rappresentanza della sezione di Latisana, appunto, che è il comune che ci sta ospitando in questo momento. In questa giornata uggiosa è bello essere qui per una donazione di sangue, che è sempre naturalmente un gesto di grande generosità e di solidarietà, per festeggiare e celebrare le donne, le conquiste che le donne hanno ottenuto nella nostra società, nel tempo, nella storia, insomma, ed è giusto che ci sia questa giornata per celebrare le conquiste politiche, sociali, economiche, insomma, tanta strada è ancora da fare ovviamente, ma confidiamo nelle nuove generazioni e nei giovani per un cambiamento culturale che ci porti davvero ad una società e ad una comunità più equa e anche più serena, perché ci sono ancora purtroppo troppi casi di violenza sulle donne e di femminicidio, e questo naturalmente è una conquista, forse la conquista più importante che le donne devono ancora raggiungere, ma non soltanto le donne, soprattutto gli uomini. Ecco, io vorrei a questo punto chiamare qui accanto a me, per ringraziarle per questa bella iniziativa che è alla sua seconda edizione, terza edizione, ecco, mi correggono, le rappresentanti delle sezioni che ho citato poc'anzi, la presidente della sezione FDS di Rivignano, Romina Tubaro. Romina, grazie e buongiorno. La vice della sezione di Teor, Miriana Doninelli, prego Miriana, e anche Paola Betto in rappresentanza come vice della sezione di Varmo. Grazie, che dire, a tutte voi, grazie per questa bellissima iniziativa, è un bel gesto. Donare sangue ed emoderivati è donare la speranza, no? Donare un po' di serenità e un po' di aiuto, dare aiuto a chi ne ha più bisogno, è donare la vita, e le donne, insomma, di questa materia, di questo tema, sono particolarmente ferrate, no? Donare la vita, perché la maternità, insomma, è ancora prerogativa femminile, quindi ringraziandole ancora, lascerei a loro la parola per un pensiero. 2 anni fa sono stata contattata da Romina per fare una donazione collettiva proprio il giorno della festa della donna, e hanno aderito in tante, che poi quest'anno hanno voluto, certe per il problema del lavoro ed altro, abbiamo fatto 2 giornate, oggi qui a Latisana e domani saremo a Udine in 12 di noi, perché le accompagno io, e poi al ritorno ci troveremo tutte assieme in un bar a festeggiare, a fare un aperitivo tutte assieme. Approfitto di questa giornata nella festa della donna per ringraziare tutte le donne che si sono prestate a questa donazione, ma non solo. Ringrazio anche tutti i donatori uomini che ogni volta si presentano con entusiasmo per le donazioni che noi generalmente facciamo in autoemoteca. A tutte le donne che oggi hanno dedicato il loro tempo e soprattutto il loro sangue, le sezioni di Rivignano, Varmo e Teor omaggiano tutte le donne per ricordarle con un fiore giallo. Grazie a tutti. Siamo qui oggi assieme alle sezioni di Varmo e di Teor e di Latisana, quindi le zone risorgive e la litoranea occidentale, perché oggi è la festa della donna
E come dice la parola, festa della donna, la donna è grande, la donna è amore, e noi abbiamo organizzato questa collettiva per aiutare chi ha più bisogno di noi, e quindi i malati e chi ha bisogno delle trasfusioni di sangue o plasma derivati. E siamo in 25 donne in tutto nella giornata di oggi qui alla Tisana, che con la dottoressa Battaglia, che è una grande persona, abbiamo concordato la giornata di donazione di sole donne. Tramite anche il portale del dono si può prendere le informazioni, e anche ci sono tutte le domande che possono venire in testa, se si è abili, se non si è abili, nelle domande lì. Poi comunque qualsiasi presidente di qualsiasi sezione è a disposizione a rispondere, oppure se non è in grado di rispondere gira le informazioni, le richieste al medico. E a tal proposito, quando si dona ma si riceve anche, perché abbiamo le analisi di routine e quindi siamo controllati, abbiamo qualsiasi analisi che viene inserita dal medico, la risposta arriva dopo a casa, e quindi la persona è anche controllata. Se vuole velocizzare, c'è anche la piattaforma Sesamo, che quindi la risposta è anche immediata. Insomma, è un dare e un ricevere comunque. Il significato di questa donazione, che la donazione soprattutto di plasma, è una donazione che deve essere fatta appunto dal femminile. Proprio la donna può donare questa grande e importante donazione, perché non è una donazione serie B, anzi è una donazione di 3A+, perché si ricavano degli emoderivati del plasma, dei farmaci importantissimi per la cura giornaliera di tante persone che soffrono di malattie rare. Ecco, questa è una donazione importante, ma soprattutto perché sappiamo benissimo che la donna, quando fa una cosa, ne fa altre 3 subito nel contempo. Noi maschietti non riusciamo ancora a fare, ma dobbiamo ringraziare le donne, perché le donne nell'Associazione Friulana Donatori di Sangue sono oltre il 30% delle appartenenti nell'ambito delle sezioni, quindi dirigono delle sezioni, sono parte dei consigli sezionali, ma soprattutto sanno quando e come devono andare a donare, sono molto preparate, e questo a noi ci fa veramente piacere, perché questo è il messaggio che l'associazione da sempre dà: essere responsabili, sapere quando andare a donare, ma soprattutto sapere che questo tipo di donazione, come la donazione che è del sangue intero, è fondamentale, perché non c'è altro modo per curare questi malati. Diciamo che se l'ospedale di Udine l'altro anno ha concluso con 116 interventi di trapianti e siamo uno dei primi poli di trapianti in Italia, vuol dire che grande merito ai donatori di sangue, alle donatrici di sangue, che ogni giorno si recano nei nostri centri per fare questa piccola, ma io dico fondamentale donazione. Quindi grazie veramente a tutti i donatori, ma oggi a tutte le donatrici un grande abbraccio e un arrivederci alle prossime donazioni. Dalla Tisana per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news